Oggi voglio preparare con voi la scacciata siciliana, non quella tradizionale, quella più famosa, ad esempio quella catanese con ripieno di broccoletti, ma una scacciata che nella mia famiglia amiamo molto. Una bontà che dovete provare anche voi. A casa mia la scacciata amiamo farcirla con scarola riccia e altri ingredienti che vedremo tra poco, però iniziamo prima dall'impasto. Gli ingredienti per l'impasto sono una buona semola rimacinata, del lievito di birra fresco, del sale, un po' di zucchero per attivare la lievitazione, dell'olio di oliva e l'acqua. Facciamo spazio al centro, sbricioliamo il nostro lievito, aggiungiamo un cucchiaino colmo di zucchero e iniziamo a sciogliere il lievito con un po' di acqua. L'acqua deve essere tiepida, attenzione a non utilizzarla troppo calda perché andrebbe a bruciare il lievito e compromettere tutta la preparazione. Man mano andiamo a richiamare e incorporare altra farina. Sempre lontano dal lievito, aggiungiamo il sale. E come ultimo ingrediente l'olio di oliva. Lavoriamo qualche minuto per ottenere un impasto soffice. Ci aiutiamo con altra semola fino a quando la pasta non risulterà più troppo appiccicosa. Per non stancarvi potete usare la planetaria, però lavorare a mano la semola siciliana è davvero bellissimo. Liscio, morbido, omogeneo. Divido l'impasto già in due panetti. Una porzione più grande sarà la base, la porzione più piccola sarà la copertura della nostra scacciata. Un filo d'olio sul fondo delle ciotole. Andiamo a coprire con pellicola e adesso li facciamo lievitare al calduccio. Forno spento con luce accesa, così che si possa mantenere quel tepore che aiuterà la lievitazione ad ultimarsi in poche ore. Ecco la nostra scarola, togliamo questa parte ed eliminiamo anche eventuali foglie esterne più rovinate, più bruttine. Abbiamo due alternative: sbollentare la scarola, scolarla e poi ripassarla in padella, oppure sminuzzarla e cuocerla solo una volta in padella insieme agli altri ingredienti. Ed ecco gli ingredienti del ripieno: oltre alla scarola, che quindi abbiamo tagliuzzato ed è già pronta, pomodorini, aglio, acciughe sott'olio, olive nere e poi il formaggio che proprio non può mancare in Sicilia, la tuma. Come dare il massimo sapore alla nostra pietanza? Facciamo un soffritto con olio, aglio, ma soprattutto aggiungiamo subito le acciughe così da farle sciogliere lentamente fino a diventare come una crema. Prima di aggiungere la scarola togliamo l'aglio per non confonderlo. Non preoccupatevi se sembra tanta perché perderà volume.
Intanto diamo una giratina per fargli prendere sapore, poi metteremo il coperchio così che il vapore aiuti la cottura della verdura. In appena 5 minuti, con il solo vapore, si è formata l'acquetta giusta che ha già ammorbidito la nostra verdura. Adesso continuiamo ancora qualche minuto alzando la fiamma così che questo fondo si asciughi perfettamente. Possiamo anche assaggiare tra poco per valutare se questo ripieno necessiti di sale. In genere però basta già la sapidità delle acciughe e delle olive. Pronto il nostro ripieno che lasciamo raffreddare e nel frattempo ho ripreso la pasta, anche questo ormai lievita. Vedete come l'impasto è leggero? Oliamo bene la teglia. Bucherelliamo il fondo e versiamo la nostra scarola con le acciughe, i pomodorini, le olive, gli ingredienti ci sono tutti tranne la tuma, questo meraviglioso formaggio morbido. Bucherelliamo un po' anche la superficie per permettere in cottura al vapore di uscire. E poi diamo una spennellata con olio di oliva per farla dorare. La nostra fatica è terminata, possiamo mettere in forno e attendere che diventi ben dorata. È stato difficile aspettare che si raffreddasse un po' la nostra scacciata, ma finalmente è arrivato il momento di vedere com'è all'interno. Impasto morbido e profumato, un ripieno ricco, ecco a voi la scacciata siciliana con scarola, tuma e acciughe. Una bontà che dovete provare anche voi.